Stiamo partendo adesso con l'appalto della videosorveglianza, perché tutta questa nuova linea di security ovviamente va videosorvegliata e questa è la centrale master. Poi siamo partiti con, finalmente abbiamo affidato i lavori per quanto riguarda la vecchia caserma dei Vigili del Fuoco, per i quali stiamo spendendo 7 milioni e mezzo di PNRR e che, diciamo, se tutto va bene i lavori si dovrebbero completare in circa 260 giorni. A tutto questo poi si aggiungono una serie di segnalazioni, di interventi che stiamo mettendo in campo e che hanno avuto bisogno di un'approfondita attività di progettazione. Quindi abbiamo affidato per circa 30-40 mila euro lo studio plano altimetrico al quale succederà poi ovviamente l'appalto per quanto riguarda la sistemazione di tutto questo, così come abbiamo affidato per altri 30-40 mila euro gli studi per quanto riguarda il coronamento delle banchine e il dragaggio di alcuni punti delle banchine. Stiamo stipulando per un 330 mila euro un accordo quadro per le manutenzioni. Abbiamo recentemente speso oltre 100 mila euro per la manutenzione, per esempio, degli impianti di illuminazione, riattivando una torre faro storicamente non operativa. Ecco, stiamo progettando tutta la raccolta di acqua di prima pioggia. Insomma, come ho scritto qualche mese fa in un memo che mi era stato chiesto dal signor prefetto e dal signor ministro, noi stiamo praticamente tra il PNRR dei Vigili del Fuoco e il resto stiamo mettendo a terra più o meno 14 milioni sul porto di Oristano. E devo dire che una parte dell'edificio degli ex Vigili del Fuoco che verrà riqualificato sarà dedicata anche all'accoglienza dei croceristi. Devo dire che l'esperimento che abbiamo avuto anche quest'inverno, quest'estate, dell'approdo della costa pacifica, quindi altri 4.000 passeggeri, è stato un successo da un punto di vista operativo.